perché in forma tutto l'anno bisogna stare per forza tassativamente, l'estate di più ancora. Hai fatto palestra quest'inverno? Un po' di palestra sì, ma bici, tanto passeggiate, giusta alimentazione. Cibi giusti e tanto movimento. Per superare la prova costume in fondo basta poco. Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate e la stagione è lanciatissima nelle principali località turistiche del litorale veneziano, dove non si rinuncia mai a una passeggiata di salute sul bagnasciuga. Bisogna passeggiare un pochino, che passa il tempo e ci si abbronza, si respira bene. Stamattina abbiamo fatto una corsetta fino alla diga e niente, bello il posto, bella la piscina nuova. A Sottomarina l'estate 2017 è iniziata sotto i migliori auspici e i turisti sono soddisfatti. Sono soddisfatta soprattutto pensando anche a com'era negli anni precedenti, quindi siamo soddisfatti, ecco, infatti è il terzo anno che torniamo. Mi piace, è anche vicino a casa, è comoda e quindi siamo a posto, possiamo essere soddisfatti dei servizi che ci offre, magari qualche zona per i giovani in più, qualche discoteca in più magari per la sera, perché rispetto ad altre strutture balneari è un po' meno ricercata. Sono felice così, sono in ferie adesso e sono a posto. Per essere in forma come te cosa bisogna fare? In realtà bisogna mangiare quello che ci piace e basta, mantenersi al meglio, volersi bene e stare sereni. Questo è l'importante, ragazzi. Buona estate.